Siamo a Palazzo Casalini perché oggi verrà dato il primo premio di laurea intitolato a Ugo Fiocchi. Ecco, da che cosa nasce quest'idea? Nasce da Rovigo Banca, oggi BVR Banca del Veneto Centrale, per ricordare una figura significativa e importante non solo per la nostra banca, è stato direttore generale per tanti anni, ma anche per il nostro territorio, perché lui è stata una figura poliedrica, diciamo, non aveva solo il ruolo di direttore di banca di credito cooperativo, che pure ha svolto benissimo, ma si è dedicato anche alla parte cooperativa della banca, cioè la mutualità, la cooperazione. Lui era un grande cultore e appassionato del Polesine e delle produzioni culturali, sportive, anche della cucina, perché aveva passioni veramente multiple, una figura che andava ricordata. I premi di laurea a quanti studenti o studentesse andranno? Quest'anno la commissione, che è stata investita di questo compito di valutare i lavori, è stata formata con l'Accademia dei Concordi, al quale abbiamo affidato il compito di organizzare la valutazione di questi elaborati, e quest'anno c'è un esequo, perché insomma, ci sono due tesi che sono hanno messo in imbarazzo la Commissione nel sceglierne una delle due, insomma, ecco.